Dottoressa Magda Pozzo, questo stadio suo papà l'ha sognato quasi 20 anni fa. Quanto orgoglio c'è nella conclusione quasi del progetto, no? Con pannelli solari che volgono verso il futuro. Beh, è una grande emozione per me oggi perché veramente piccola Udine, no? È sempre considerata anche una piccola società, perché lo siamo, udinese verso il Gotha nazionale sportivo, arrivare, e sono molto contenta che lei sia qui, arrivare ad avere un parterre così importante all'interno della Serie A. Il presidente Casini, l'amministratore delegato della Serie A, vuol dire insomma che Udine, l'Udinese, lo stadio fatto con grandi sacrifici porta ad avere una grande stima verso questo club, verso il popolo friulano e verso tutti i tifosi anche, no? Perché deve essere... Alberta Gervasio, amministratore delegato di Blue Energy, qua vicino a lei, quanto orgoglio c'è nella vostra azienda a partecipare a un'iniziativa che viene vista a modello non solo in Italia ma in tutta Europa, qui oggi a Milano. Siamo molto orgogliosi su più fronti, sul fronte di riuscire a fare squadra a livello territoriale, e prima proprio in sala anche parlavano di come mai certe iniziative riescono in provincia e non in città, perché la squadra si riesce a formare prima. E poi siamo orgogliosi anche perché attraverso questo strumento, ed essere qui oggi in Lega Calcio, ci consente di comunicare valori attraverso uno strumento potentissimo come è lo strumento del calcio. Udine e l'Udinese rappresenta un territorio, anche la vostra azienda lo fa. Assolutamente. Quindi il sì. matrimonio è ancora più bello, insomma. Il matrimonio è ancora più bello, poi tutti quanti insomma lavoriamo su territori estesi, perché noi siamo presenti a Udine, siamo presenti a Milano, ma sicuramente il nostro cuore, diciamo, le nostre pulsazioni sono lì. Oggi hanno presentato questo progetto che lei, che è stato rettore dell'università, ne andrà ancora più fiero. I pannelli solari sul tetto dello stadio, l'avrebbe mai detto lei? Beh, diciamo la verità, che il merito è stato dell'amministrazione di Udine, che nel 2013 ha concesso i diritti di superficie all'Udinese, ed è stata un'operazione coraggiosa, non c'era ancora la legge sugli stadi e quindi è stata effettivamente una grande innovazione. Adesso questa del parco solare è una seconda grande innovazione, adesso ci aspetta la terza, perché abbiamo in animo l'Udinese in primis, ma con diciamo, la collaborazione piena del comune, per fare lo stadio 2.0.